Buonasera a tutti. Con questo video vorrei cercare di fare chiarezza su quello che è il PDL 116, ovvero sia un progetto di legge per il riconoscimento dei veneti in qualità di minoranza nazionale. Innanzitutto due o tre dettagli. Che cosa vuol dire esattamente riconoscimento della minoranza nazionale? Si tratta di riconoscere i veneti in quanto una minoranza nell'ambito della nazione Italia. Ci sono alcuni elementi di fondamentale importanza per capire innanzitutto perché eventualmente i veneti potrebbero essere riconosciuti in qualità di minoranza. Uno su tutti è sicuramente il discorso della lingua. Forse non tutti voi sapete che la lingua veneta è una lingua riconosciuta dal Consiglio d'Europa. Segnatevi questi numeri, andate a cercare la tabella ISO 639-3 con il codice VEC e vedrete che effettivamente la lingua veneta è una lingua riconosciuta. Ma oltre a questo c'è qualcosa di più importante, mi aiuto con degli appunti. Allora, partiamo da un presupposto fondamentale. Il popolo veneto è già stato riconosciuto all'articolo 2 della legge costituzionale 340 del 1971, che istituiva per l'appunto la Regione Veneto, come pure nel nuovo Statuto della Regione Veneto del 2012 ed in varie altre risoluzioni indicate nel PDL stesso del 116. Ora, ma questo non è così importante in questo momento? Beh, certo è fondamentale perché senza questi presupposti non ci potrebbe essere anche un riconoscimento del popolo veneto. Mettiamola così. Mi verrebbe da dire innanzitutto che cosa porterà il PDL, ma prima di questo vorrei specificare due cose di carattere puramente giuridico. Allora, innanzitutto perché siamo andati in regione a richiedere il riconoscimento del PDL, cioè del popolo veneto, piuttosto che allo Stato? Ora, c'è un, chiamiamolo bug a livello giuridico, determinato dal fatto che le minoranze nazionali sono una materia recente nel diritto internazionale. Pertanto non è stata menzionata su quella che è la logica della Costituzione e quindi anche su quelle che possono essere le proprie argomentazioni e quello che può fare effettivamente lo Stato. Tant'è che la minoranza nazionale, a differenza della minoranza linguistica, per l'articolo 117,4 della Costituzione, la competenza legislativa viene ripartita per l'appunto alla Regione. Pertanto, se la Regione deciderà di approvarlo, avrà tutto il diritto di farlo e lo Stato dovrà, tra virgolette, subire questo tipo di legge promulgata dalla Regione. Vorrei fare una precisazione anche in questi termini. Allora, il 4 dicembre, come tutti voi sapete, c'è il referendum costituzionale. Questo referendum andrà a inibire l'articolo 17, pertanto, qualora il PDL non venisse approvato entro il 4 dicembre, ma teniamo presente che c'è stata data indicazione attorno al 28-29 di questo mese del portare in aula questo progetto di legge, questa proposta di legge, teoricamente dovrebbe essere saldi se verrà passata. Resta il fatto che comunque se dovesse vincere il sì al referendum costituzionale, questa operazione, questa proposta sarà dopodiché assolutamente impossibile. Pertanto due sono le cose: o si approva prima del 4 dicembre o s'ha da sperare che il no al referendum costituzionale vinca per portare avanti questo progetto, anche se in realtà per altri motivi direi che si può sperare che il no vinca per tanti altri motivi. Comunque, detto questo, non voglio divagare. Ora entriamo un attimo nel merito di che cosa potrebbe succedere di pratico qualora il PDL venisse approvato in ambito regionale. Parto da un dato di fatto fondamentale, dato che anche oggi Marino Finozzi, che è il presidente della prima commissione, ha posto l'accento su questo tipo di discorso, ovvero sia quello che è la copertura finanziaria di questo progetto di legge. Allora, che sia chiaro, i veneti per questo progetto di legge non tirano fuori un centesimo, nel senso che si rende obbligatoria attraverso una serie di elementi giuridici che non sto qui a spiegare, la copertura di tutti quelli che sono gli input e le cose che arriveranno col PDL da parte dello Stato. Quindi lo Stato sarà, tra virgolette, obbligato, per poter rimanere nell'alveo del diritto internazionale, alla copertura finanziaria di tutte quelle che sono le esigenze di questo PDL. Sta a significare in buona sostanza che i famosi 21 miliardi di residuo fiscale del Veneto, una gran parte di questi 21 miliardi rimarranno in Veneto anche per la copertura di questo PDL. Ora, detto questo, che cosa effettivamente potrà esserci con il PDL approvato? Partiamo da cose pratiche. Esempio, posti riservati nell'amministrazione statale e locale. Ma un po' in tutti i campi, perché sono riservati ai veneti. Ci sarà una codecisione sugli alti funzionari statali,
esempio prefetti, magistrati, dirigenti, al fine di garantire l'identità della minoranza nazionale. Badate bene, in Veneto oggi mi risulta che non ci sia neanche un prefetto veneto. Dopo diventerà obbligatorio per lo Stato fare in modo che ci siano anche dei funzionari statali di alto rango che siano veneti. Un'altra cosa importante potrebbe essere il pieno bilinguismo nell'amministrazione statale locale, nella cartellonistica stradale, già come succede ad esempio in Trentino Alto Adige, ma anche in Friuli, per intenderci. Potrebbero esserci giornali, radio, TV e mezzi di comunicazione riservati alla lingua della minoranza, esattamente come succede in Sud Tirolo. L'insegnamento nelle scuole della storia e della cultura veneta, oltre al fatto che proprio per i posti riservati all'amministrazione statale ci dovranno essere posti riservati anche agli insegnanti veneti nell'ambito di quello che è il discorso scolastico. Se poi andiamo a vedere il progetto della buona scuola di Renzi e vediamo che oggi i nostri figli sono ancora con orari non ancora del tutto perfetti e con la mancanza di insegnanti, ecco che ci potrebbe essere una cosa del genere. Altra cosa di fondamentale importanza per il nostro territorio, dato che il nostro territorio è molto impegnato, o quantomeno una buona parte del PIL del nostro territorio arriva dal turismo, ci sarà una salvaguardia sulle normative economiche e turistiche. Altro dettaglio di fondamentale importanza, e poi spiego anche il perché, sarà, se necessario, eventualmente anche la calmierazione dei flussi migratori. Spieghiamoci. Per una logica puramente di dinamiche di numeri, dato che verrebbe riconosciuta una minoranza nazionale, questa minoranza nazionale deve essere salvaguardata. Come? Sicuramente, tra virgolette, importando un numero importante di persone non di cultura, socialità veneta in un territorio a minoranza nazionale, si andrebbero a squilibrare gli equilibri nell'ambito culturale, sociale e quant'altro. Pertanto, la possibilità della calmierazione dei flussi migratori diventa implicitamente un modo anche per tutelare la minoranza nazionale. E dopodiché è una cosa in più, comunque i processi giudiziari a questo punto dovrebbero essere in doppia lingua per quanto riguarda coloro i quali si sono riconosciuti come veneti. Altra cosa, ma in realtà l'ho detta prima, maggiori trasferimenti o entrate agli enti in misura sufficiente a garantire l'applicazione della legge internazionale, cioè tutte le cose che ho detto fino adesso dovrebbero essere garantite da maggiori trasferimenti o entrate, ma non entrate in senso altre tasse, maggiori entrate rispetto a quello che lo Stato ritorna al Veneto dei soldi dei veneti, tra le altre cose, per garantire sostanzialmente tutte le cose che ho detto fino adesso. Allora, qualcuno ha detto, ma se venisse approvata questa legge, salta l'idea dell'indipendenza. Allora, questa legge non è fatta per l'indipendenza. Questa legge però che cosa fa? Darà uno sviluppo incredibile, esponenziale di tutto ciò che è la cultura, la socialità, la storia del Veneto. E vista dal mio punto di vista, cioè da indipendentista, io dico che oggi forse l'indipendenza è sicuramente importante e vista da tanti come un fattore importante, ma non è ancora nel sentire comune, nel parlare comune di tutti, di tutti i veneti. Sicuramente il fatto di aiutare a riportare la socialità, la storia, la cultura, a riconoscere chi siamo e chi siamo stati, può anche dare uno slancio a quelle che possono essere ulteriori istanze e richieste. Certo è che è un passaggio di fondamentale importanza per costruire un domani qualcosa di molto più importante e sicuramente qualcosa di più solido rispetto all'oggi. Ora, detto questo, io aggiungo un'ultimissima cosa. Oggi in aula c'è stato qualcosa di particolarmente interessante. Sostanzialmente chi ha votato contro a questo PDL è stato il PD, ma il PD si sa, è bastian contrario a tutto ciò che è identità veneta, cultura veneta, socialità veneta, eccetera, eccetera. Pensavamo che essendo questo un progetto non partitico ma di politica sociale e culturale potesse anche scardinare il loro modus operandi costante. Una cosa invece che ha fatto molto piacere, oltre all'intervento positivo di Barbisan della Lega Nord, è stato l'intervento di Jacopo Berti, che si è speso molto positivamente nei confronti di questa legge. E ricordo Berti è dei 5 Stelle, quindi mettiamola così, è un progetto bipartisan. La settimana scorsa, quando siamo andati la prima volta in commissione, sono spese parole molto importanti anche da Conte,
ovvero sia fare. Anche questo fare e 5 Stelle, come sapete, sono all'opposizione rispetto a quella che è la maggioranza regionale. Questo, ribadisco, sta a significare che questo progetto è visto in modo positivo a livello bipartisan. Colgo l'occasione per togliermi un sassolino dalle scarpe e dico che il consigliere regionale Antonio Guadagnini, che come sapete purtroppo è stato portato in regione dai voti di Indipendenza di Veneto e che poi, tradendo il mandato elettorale, proprio perché con la legge che c'è oggi non c'è un vincolo di mandato, si è fatto il suo partito, oggi era in aula, poco prima della votazione, poco prima del nostro ingresso in aula, ha deciso di andarsi a fare un giretto e non è rimasto a votare. Fa un po' specie considerando che Antonio Guadagnini teoricamente è l'unico consigliere regionale indipendentista. Pazienza, mettiamoci anche un mea culpa perché in fin dei conti era nella lista di indipendenza nel Veneto, lista che rappresento. Sono sbagli di gioventù, cercheremo di non fare più errori di questo genere dando la fiducia soltanto alle persone che se lo meritano. Resta il fatto che non è ancora arrivato il momento di brindare, abbiamo ancora da passare di fronte all'aula. In questi giorni sicuramente saremo molto vicini a tutti coloro i quali potranno avere il voto a favore nell'aula per portare anche a conoscenza di eventuali situazioni che possono avere bisogno di ulteriori chiarimenti in ambito giuridico, legale e quant'altro. Sicuramente questo passaggio è un passaggio che il giorno in cui dovesse essere approvato ci permetterà di poter guardare quel leone con rinnovata gioia, che non è mai mancata, ma con nutrita speranza per un futuro che possa passare magari anche dal prossimo referendum per l'autonomia che ha indetto il presidente Luca Zaia, ma magari, perché no, andare anche oltre. Quindi, indipendenza sempre. Di nuovo, grazie a tutti.